In Austria la crisi politica si intreccia a quella sanitaria. A febbraio sarà introdotto l'obbligo vaccinale. L'appello di Papa Bergoglio in Grecia per aiutare i profughi e le contraddizioni delle politiche d'accoglienza nel paese ellenico. I profughi dal Medio Oriente e dall'Asia premono anche sui confini della Lituania, che già riceve gli immigrati costretti all'esilio da Lukashenko. Il racconto e le speranze di una giovane donna bielorussa costretta a vivere in esilio nel nostro paese. Giocare con la storia della propria nazione. Praga è uno dei centri mondiali della produzione di videogiochi e gli autori spesso si ispirano alla storia boema e morava. Una volta c'era l'Austria Felix, ora c'è una nazione in crisi sanitaria con la pandemia e crisi politica prodotta dalla corruzione. L'avvento a Vienna con la clausura sanitaria è mesto e il Natale non si prospetta sereno. Ich gelobe. Con il giuramento davanti al presidente van der Bellen è iniziato il cancellierato di Karl Nehammer, un cancellierato frutto dello scandalo dei finti sondaggi pagati con denaro pubblico che ha posto fine alla carriera politica di Sebastian Kurz. L'ex Wunderkind, il bambino prodigio dei popolari austriaci, si era dimesso a ottobre, sostituito in un primo momento dal ministro degli esteri Schallenberg e ora da Nehammer. I Verdi, alleati di governo, non si sono opposti al rimpasto. Gli austriaci sono severi con i politici corrotti. Gunther Pallaver, politologo dell'Università di Innsbruck, è convinto però che anche a Vienna in politica esiste una doppia morale. La questione morale riesce ancora a fare piazza pulita. Ognuno sa che c'è questa corruzione, ma i partiti insomma mettono in risalto e vogliono lottare contro la corruzione solo nel momento quando arriva a galla. Questa doppia morale la conosciamo da molti anni in Austria. L'Austria in questo momento è in clausura sanitaria, i controlli dei Green Pass sono severi, il numero dei vaccinati è più basso che da noi in Italia. Al 4 dicembre completamente vaccinato era il 67% degli austriaci. Il governo di Vienna ha deciso di introdurre dal 1 febbraio la vaccinazione obbligatoria. La nazione alpina però in questo momento non ha i vaccini per tutta la popolazione, ma questo non è l'unico motivo per cui l'obbligo è stato rinviato a febbraio. In Austria c'è un partito che supera il 20%, il Partito Nazionale Liberale, che è assolutamente contro ogni forma d'obbligo del vaccino, ma è in generale contro il vaccino. Perciò il governo ha bisogno dei tempi tecnici per preparare questa legge, perché ovviamente sia il partito a livello politico che gli avvocati di questo partito faranno di tutto per bloccare questa obbligatorietà. Il progetto di legge prevede che dall'obbligo vaccinale saranno esentati i minori di 14 anni, i guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi e quanti hanno una giustificazione medica. I non vaccinati dal 15 febbraio riceveranno un invito formale a vaccinarsi. Dal 15 marzo chi rifiuta il vaccino dovrà pagare 600 euro di multa. Per i recidivi le sanzioni saranno ripetute ogni 3 mesi. Vienna ogni fine settimana è attraversata da cortei di Novax molto partecipati e dominati politicamente soprattutto dalla destra nazionalista. Assolutamente c'è questo partito nazionale liberale e questi cavalcano ovviamente questa onda antivaccinale. Quello che c'è da dire è che a livello regionale, ma adesso anche a livello nazionale, c'è un nuovo partito che è un partito praticamente il partito Novax, che anche ha un consenso che sta aumentando. L'obbligo vaccinale proposto dal governo dei Popolari e Verdi è appoggiato anche dai socialisti che sono all'opposizione, che però si battono per introdurre indennizzi e garanzie sociali per i cittadini che a causa di eventuali reazioni al vaccino potrebbero subire qualche danno alla salute. Se noi non risolviamo il problema dei migranti, rischiamo di far naufragare la civiltà.
È l'appello di Papa Francesco durante il suo viaggio a Cipro ad inizio dicembre. Il pontefice ha visitato i rifugiati del centro chiuso e controllato Karatepe di Lesbo. È la sua seconda volta sull'isola, dopo quella del 16 aprile 2016. Questo campo a nord di Mitilene, soprannominato Moira 2.0, accoglie, secondo la Caritas, 2200 persone. Provengono dalle zone di conflitto dell'Asia, del Medio Oriente, fino a quelle dell'Africa. Le condizioni di vita sono migliori rispetto a quello di Moira, considerato una sorta di inferno, ma sono sempre molto dure e le attese dei permessi di asilo in Europa lunghissime, molte le famiglie con bambini, anche in tenerissime età. Il governo greco ha adottato una politica di respingimenti verso la Turchia perché è considerato un paese terzo sicuro. È l'unico paese dell'Unione a sostenerlo. L'Europa non prende posizione. Abbiamo denunce di violenze subite dai profughi rimandati in Turchia. In Grecia, nei centri, la situazione non è migliore. I migranti non hanno documenti, non possono uscire, sono lunghi i tempi per il riconoscimento dei rifugiati. Dobbiamo aiutarli. Un campo chiuso per migranti e richiedenti asilo finanziato dall'Unione Europea è stato inaugurato a settembre sull'isola di Samos, poco distante dalle coste turche. Filo spinato, telecamere, tornelli all'ingresso, cancelli magnetici, metal detector e postazioni di controllo con carta d'identità e impronte digitali. Dotato di strutture sportive, ristoranti, parco giochi, aree per attività ricreative, cucine condivise e mense. La strategia, denunciano le associazioni umanitarie, quella di disincentivare le persone a uscire, rendendole ancora più invisibili e non autonome. Dal 2019 ad oggi il flusso di migranti e rifugiati è diminuito sia per le politiche di respingimento verso la Turchia sia per il Covid. Ci occupiamo di donne e minori. C'è una sofferenza psicologica dovuta ai traumi vissuti a cui si aggiungono le limitazioni che vivono nei campi. Per noi è difficile raggiungerli, dobbiamo ottenere permessi, autorizzazioni. Nessuna limitazione, nessun carcere, i campi sono aperti, rassicura il governo. Θέλω να υπογραμμίσω πάρα πολύ την πολιτική μας για τα μικρά παιδιά, διότι Nelle isole ci sono i centri di primo arrivo, sono tanti minorenni, molti non accompagnati. Controllare ingressi e uscite significa proteggerli prima di trovare una sistemazione adeguata. Quello che vogliamo evitare è che la mancanza di sicurezza possa alimentare la tratta di esseri umani. Noi rispettiamo i diritti umani e le convenzioni dell'Unione Europea, ma in una situazione di caos non puoi aiutare questi migranti. πρέπει να υπάρχει η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. A creare polemiche la volontà del governo di rafforzare il muro che si alza lungo il fiume Evros, una delle vie privilegiate per chi dalla Turchia cerca di entrare in Grecia, per poi proseguire verso nord attraverso quello che rimane della rotta balcanica. Dopo gli episodi del 2015, quando arrivarono più di 1 milione di profughi, dobbiamo cercare un equilibrio. Siamo un paese di 10 milioni di persone, dobbiamo garantire sicurezza nazionale, proteggere i confini. Il muro c'era già 10 anni fa, il governo ha deciso di rinforzarlo. Non possiamo accettare che la Turchia usi i rifugiati come un'arma geopolitica. Non è giusto per l'Unione Europea, che conosce il problema. Le immagini che vedete risalgono a 10 giorni fa, 2 famiglie, una curda e una somala, al confine tra la Lituania e la Bielorussia. Tecnicamente hanno già varcato il confine, ma sono stati respinti comunque dalle guardie lituane. A sud di Kaunas una mezza dozzina di volontari è da ore in contatto con loro. Sono contattati tramite Facebook per assisterli, ma non sono una ONG riconosciuta. Quando ci sono migranti in difficoltà, ed è difficile non esserlo con la temperatura che scende a -7 e fitte nevicate, partono e cercano di intercettarli per dare loro vestiti pesanti e pasti caldi. Non potrebbero farlo, visto che è proibito avvicinarsi a più di 5 km dal confine, ma a volte tramite le stesse guardie si riesce a consegnare un kit d'emergenza, stivali, coperte. I'm from Iraq, I'm Kurdish, my name is Havar Faris Saleh. And I've been in Lithuania, but decided to go back.
finiranno per accettare il respingimento e tornare in Bielorussia passando altre notti al gelo per riprovarci. Obiettivo: evitare i controlli e arrivare in Germania passando per la Polonia. Anche perché chiedere asilo in Lituania significa di fatto essere condannati ad almeno 6 mesi di prigionia. Da quest'estate si attende l'esito della domanda in diversi campi, privati della propria libertà. Il governo multicolore, guidato dalla liberal-democratica Ingrida Šimonite, ha però intenzione di estenderlo. Per molti i 6 mesi finiranno a gennaio e ancora non c'è una soluzione. Delle persone che hanno chiesto asilo è stato concesso a 11, 2.400 domande sono state rifiutate. Abbiamo provato a metterci in contatto con le nazioni di origine per il rimpatrio. La Commissione diritti umani del Parlamento, che vuole che le richieste vengano analizzate una per una da una corte e non da ufficiali di polizia, parla apertamente di fallimento. La narrativa delle autorità lituane parla di rimpatri. Queste persone dovrebbero tornare a casa, ma basandoci sull'esperienza dei paesi dell'Europa dell'Ovest, al massimo il 40% ritorna nella nazione d'origine. Rimangono 2 opzioni: lasciarli andare verso Ovest o lavorare per garantire loro l'integrazione nella nostra società, ma purtroppo non è una soluzione di cui si parla. Il governo lituano si trova stretto dal ricatto dell'autoritario presidente bielorusso Lukashenko e il diritto umanitario entra in contraddizione se applicato ai profughi dall'Asia o ai dissidenti politici di Minsk. Non sono la stessa cosa. Gli iracheni e gli africani sono usati come strumento per trattare con l'Unione Europea da parte di Lukashenko. I numeri non sono enormi. Meno di 4.300 sono riusciti a varcare la frontiera nel 2021. Di questi a 2.526 è stato negato l'asilo. 482 sono irrintracciabili e presumibilmente già illegalmente in Germania o in Svezia. 143 sono in attesa di risposta. È più che doppio invece il numero di respingimenti. Lituania, Lettonia e Polonia sono state molto attive nei respingimenti, incoraggiando l'Unione Europea a prevedere sanzioni a Lukashenko. Servono corridoi umanitari e poi provvedere come comunità europea ai rimpatri volontari. Di fronte nel prossimo futuro ci sarà un muro. Le barriere in alcuni tratti ci sono già, ma il confine è lungo 550 km e mancano le risorse per completarlo. Così alcuni tratti rimangono liberi e privi del filo spinato. Il provvedimento, datato luglio, ha messo d'accordo anche i partiti più liberali. Dalle piazze al carcere e poi la fuga dal suo paese, la Bielorussia, è la storia di Julia Juchno-Tarasiewicz, ora rifugiata in Polonia, ma in questi giorni in Italia, a Trento, per incontrare giovani e studenti, cui raccontare la lotta per la libertà che il suo popolo sta combattendo. Una lotta iniziata più di un anno fa, repressa dal regime di Lukashenko, ma mai sopita. Purtroppo in Bielorussia adesso abbiamo repressione forte e io ho vissuto anche, sono stata arrestata 2 volte e anche avevo un altro processo, processo economico per i braccialetti che ho venduto. Sono i braccialetti politici con i colori bianco-rosso-bianchi che sono i colori della nostra bandiera. Cioè tu hai avuto guai con la giustizia in Bielorussia per dei braccialetti? Per prima volta sono arrestata per questo. Com'è stata la tua carcerazione? È stata dura perché adesso non torturano le gente fisicamente, ma usano le torture psicologiche. Allora siamo stati 18 ragazzi per esempio in cella per 4, 15 ragazzi in cella per 2, non abbiamo avuto il bagno. Quando sono stata arrestata per la prima volta ho dormito sul pavimento e per la seconda volta ho dormito sul letto così che è fatto tutto dal ferro perché non abbiamo avuto i materassi. Quanti giorni hai passato in carcere in tutto? In tutto 22 giorni. Sono stata fortunata e prima volta sono stata arrestata per 7 giorni solo, ma è una fortuna. E la seconda volta 15 come tutti gli altri e poi sono riuscita ad uscire e poi sono andata via. Perché tu sei scappata dalla Bielorussia, adesso vivi in Polonia, ora sei di passaggio qui in Italia, come hai fatto a scappare? Dovevo andare, purtroppo non potevo andare direttamente al confine tra Bielorussia e Polonia, sono andata via, sono andata prima in Russia, poi in Ucraina, poi in Polonia.
Adesso tu continui la tua attività, diciamo, di opposizione politica, tu porti in giro la tua esperienza, racconti all'estero cosa succede, cosa è successo, cosa sta succedendo in Bielorussia e lo stai facendo anche qui in Italia, qui a Trento. Sì, per fortuna sto parlando un po' italiano, posso raccontare le mie storie, le mie esperienze che ho vissuto, perché in Italia non sanno le cose che stanno succedendo in Bielorussia. Ricordiamo, la repressione è ancora dura, banalmente tu non potresti andare in giro vestita così in Bielorussia, saresti arrestata. Sì, per la maglietta così per esempio 15 giorni, 10 giorni, minimum 7 giorni. Tutti i colori bianco, rosso, bianchi sono proibiti in Bielorussia. I colori della bandiera della Bielorussia indipendente. Sì, perché questa è la bandiera, la nostra bandiera storica e Lukashenko pensa che è una bandiera di oppositori. Tu in Bielorussia adesso hai lasciato la tua famiglia, non hai paura per loro? Sì, certo che ho paura, ma io non posso fermarmi, come ho detto prima, che noi abbiamo più di 873 prigionieri politici, anche tante persone che sono sotto repressione. Io non posso venire in un altro paese e fermarmi e immaginare che non è successo niente prima. Un tuffo nel passato, nella Boemia medievale di Re Venceslao IV. È una riproduzione digitale decisamente accurata e non potrebbe essere diversamente, visto che dietro a Kingdom Come Deliverance, pluripremiato e stravenduto videogioco di ruolo prodotto dalla Warhorse ceca, conta 220 professionisti, tra scrittori, storici, designer, musicisti, persino antropologi e poi informatici, ma anche fisici e ovviamente sviluppatori che conosciamo visitando il moderno ufficio che si trova all'interno di un grattacielo di Praga. L'industria del videogioco sta diventando più grande e sofisticata persino dell'industria del cinema. Ecco perché abbiamo bisogno di figure professionali così tecniche e specifiche, con veri e propri sceneggiatori per i nostri dialoghi. L'investimento economico è consistente, ma il settore è molto profittevole. E come nel cinema, anche qui ci sono gli attori, oltre 50 interpreti che recitano nella sala motion capture. Il successo della nostra compagnia e in generale delle aziende che producono videogiochi, e sono molte nel nostro paese, è quello di aver reso gli sviluppatori dei veri professionisti, molto più rispettati di un tempo. 20 anni fa, quando ho cominciato io, non era assolutamente così. È una sorta di rivincita dei nerd questa, fa capire Martin Klima, uno dei 3 fondatori, un fisico e a sua volta appassionato giocatore, che senza esitazione alla nostra domanda se gioca ancora dice: Certo che sì, anche se non ho il tempo che vorrei. Altro mito da sfatare è che si arroba da maschi. Molte le donne dietro lo schermo, spesso le più creative, come Anna. È assolutamente il lavoro dei miei sogni, per sempre. Il team conta 220 dipendenti, ma in continua crescita, tanto da avere il problema di non riuscire a reperire personale da assumere. Sul mercato ci sono persone con poca esperienza oppure bravissimi professionisti che però già lavorano da nostri concorrenti e non è bello rubare personale altrui. Quello che facciamo è quindi assumere giovani talenti, formarli nei nostri studios. E di gente in gamba ne serve, poiché con riservo assoluto si sta lavorando ad un nuovo videogioco, ma è top secret. Non possiamo assolutamente dire su cosa. Remember, it's a dangerous world out there. Vi presentiamo ora un documento sonoro. Questi sono i rumori dell'estate praghese 1968. Da Mosca, Dmitry Volcic. La guerra è un mezzo disastro per l'Unione Sovietica, i conservatori accuseranno Gorbaciov di essersi legato troppo all'Occidente. Da Sarajevo sentiamo il nostro direttore Dmitry Volcic. Sarajevo il giorno dopo. Dice il signore anziano, sono deluso io e delusa tutta Sarajevo. Quanto poco contano le Nazioni Unite, si vede oggi. La signora ha perso tutto, non ha più speranze. Dice, oggi è l'anniversario della morte di mio marito, i soldi non mi bastano nemmeno per accendere una candela.
Quando sui teleschermi vedete scene di battaglia, leggete sui giornali resoconti, anche quando vedete i bambini di Mostar di Sarajevo, ricordate che dietro la cinepresa, dietro la testimonianza, vi sono giornalisti che rischiano e talvolta, sempre più spesso, anche perdono la vita. Questa volta è toccato alla nostra famiglia. Non dimenticate Marco, Alessandro e Dario, non dimenticate la tragedia alle porte del nostro paese, altrimenti la loro morte sarebbe ancora più assurda.